Due sono gli arresti effettuati dai carabinieri di Agrigento che durante un normale controllo stradale in località Scala dei Turchi a Realmonte hanno individuato un carico di droga di ben 2,5 kg all'interno di un camion che trasportava animali vivi. A poche ore dalla riapertura delle regioni nella cosiddetta fase 3 e dopo lunghissime settimane di restrizione legate all'emergenza del Covid-19, i carabinieri della sezione di Realmonte in provincia di Agrigento mettono a segno un importantissimo risultato nella lotta al traffico delle sostanze stupefacenti. In un solo colpo infatti arrestano due trafficanti che percorrendo la strada statale 115 con il loro camion stavano trasportando ben 2,5 kg di cocaina. I militari li hanno fermati a poca distanza dalla Scala dei Turchi. Il risultato è stato del tutto inaspettato per i militari dell'Arma. In servizio di pattuglie carabinieri di Realmonte, durante un servizio straordinario di controllo dei veicoli in transito sulla strada statale 115, ha deciso così di intimare l'alta al conducente di un grosso camion che trasportava animali vivi. Al momento della verifica dei documenti, l'agitazione dei due occupanti ha insospettito non poco i carabinieri che hanno voluto vederci chiaro. Immediata è scattata la perquisizione a quello che sembrava essere solo un innocuo trasporto di animali. Il crescente nervosismo manifestato dai due durante il controllo è stato notato dai carabinieri dell'Arma che dopo pochi secondi di ricerche si sono accorti che ben nascosto all'interno di alcune intercapedine realizzate nell'abitacolo del veicolo c'erano degli stani involucri. Il contenuto degli stessi è apparso subito chiaro ai militari: cocaina. A perquisizione ultimata i due carabinieri non credevano ai loro occhi quando si sono resi conto che si trattava di ben 2,5 kg di polvere bianca. La coca, tra l'altro, come potuto verificare il laboratorio attraverso le prime analisi fatte, è risultata di ottima qualità. Per l'autista del veicolo e per il suo passeggero sono subito scattate le manette e su disposizione dell'autorità giudiziaria di Agrigento si sono aperte le porte del carcere di Petrusa. L'ingente quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta sarà adesso analizzata più dettagliatamente per stabilire il livello di purezza, impressionanti quantità di dosi ricavabili, certamente non inferiore alle 10.000 unità. Una prima stima attesta il valore di mercato della droga sequestrata ad oltre 500.000 euro. La cocaina con tutta probabilità si sarebbe riversata come un fiume fra i locali della movida estina agrigentina.